Argomento 1 milione di mattoncini per ricreare la saga di Guerre Stellari. Dalla passione di un collezionista è nata una mostra di cui ci parla Ivana Godnik. A dare il benvenuto all'entrata è il maestro Yoda. Poi su 2 piani i 3 diorami con altrettanti momenti di battaglie, cloni, blaster, droidi, navicelle, robot. C'è la base ghiacciata del pianeta Hoth con Luke Skywalker e Millennium Falcon, e c'è la battaglia di Geonosis e quella di Endor, i momenti più salienti della space opera cinematografica più amata. Guerre Stellari in un allestimento costruito con 1 milione di mattoncini Lego. Il risultato sicuramente entusiasmerebbe anche il padre della saga, George Lucas. Molto ben fornita. In più ci sono i cartellini con tutti i dettagli tecnici delle navi. Sono davvero molto belli, entusiasmanti e sono molto creativi. State valutando un po', state verificando. Stiamo valutando e giudicando perché qui manca Luke, quindi troviamo anche dei dettagli da ridire, troviamo anche da ridire perché siamo nerd e siamo anche critici per questo. Star Wars is Back, mostra per appassionati di Lego e del film. Si ripassa un po' in attesa del 7° capitolo. Sì, lo stavamo aspettando da tanto tempo. Allestita per la prima volta a Treviso un anno fa, è stata esposta in estate a Jesolo, ora approdata alla Galleria Barcella di Mestre, dove rimarrà fino al 24 gennaio per aiutare ad animare il rinnovato spazio cittadino. È un fenomeno che abbraccia tutti, quindi non c'è età, dai bambini piccoli agli adulti anche in età avanzata, uomini, donne, ragazze della mia età. È veramente bello l'entusiasmo con cui escono, ringraziando e anche sperando di avere un proseguo di qualsiasi genere.